Oggi vi porto a cena all'osteria L'Ambasciata di Sicilia. Percorriamo a piedi via Atenea per arrivare al ristorante. Hanno detto che si mangia molto bene, ma se non provo io non credo a nessuno. In questa stradina che vedete qui a sinistra c'è il ristorante. Questa è una foto di rito, bisogna farla. Osteria L'Ambasciata di Sicilia dal 1928. Benvenuti all'Osteria L'Ambasciata di Sicilia. Grazie mille, noi prendiamo posto. Accomodatevi, là c'è il vostro tavolo. Ecco qua i simboli della Sicilia. Guardate, è molto carino, particolare. Guardate gli archi antichi. Vista mare, non si nota tanto perché il blu è uguale a quello del cielo. Prendiamo posto. E mi mettevo in cucina e facevo sempre bella figura, sempre cucinato da piccolo, sempre bella figura, e quindi l'ho portata, è una cosa più forte di me, lo faccio naturalmente. Che cos'è? È una bruschettina pizza con crema di melanzane e ricotta salata. Devo dirvi la verità, non l'ho mai mangiata. Vediamo. L'odore vi assicuro che è buono. Molto croccante, ha un sapore fantastico, ragazzi. Dario, cosa mi stai portando? Cappuccetto fritto. Cappuccetto fritto. E spatola in agrodolce. Spatola in agrodolce. E moscardino in guazzetto. Ok. Carpaccio di seppia. Eccolo qua. Okay. Una bruschetta di tonno rosso. Questa qua. Sì. E naturalmente polpo. E insalata di surimi. Polpettina di neonata. Sì. E la nostra caponata di pesce spada, che è un po' diversa dalla consuetudine. Ok. Mentre Perché? generalmente Sì. La caponata di pesce spada si fa modificando la caponata tradizionale, Sì. Noi invece la creiamo in base allo spada. Ok. Quindi ha una sua logica. Ok. Ok? Vabbè, Allora, l'assaggeremo. Vi auguro buona cena e ci vediamo fra un po'. A dopo. Ciao. Questa cipolla è buonissima. Questa è la spatola in agrodolce. Non ho capito cosa sia questo. Buono. Non saprei spiegare che sapore è, però è buonissimo. Voglio assaggiare questo. Che splendore. Ma buono. Top. Ah, che bello. Anche l'odore è davvero fortissimo. Buono. Abbiamo scoperto cos'è. Indovinate? È una panella al nero di seppia. Ecco, insalata di tonno sulla bruschetta. Questo è il cuore di questo antipasto, la caponata di pesce spada. Ha detto di mangiarla alla fine, ma non ho resistito, devo assaggiare. Quando venite all'Ambasciata di Sicilia dovete assolutamente assaggiare l'antipasto. Tonnarelli agli scampi e pistacchio, che è questo. Poi Bucatine al sugo di sarde. bucatini al sugo di sarde Con mollica tostata. con mollica tostata. Ve lo assicuro che ne vale la pena venire qua. Ecco, assaggiamo anche questa. Questa è con le sarde. Ci sono arrivati due oli, uno extravergine di oliva al limone e uno all'arancia. Spigola al pistacchio, polpo scottato. Crema di zafferano e patate. Crema zafferano e patate. Ma voglio provare quest'olio all'arancia. Vediamo. Cavolo, mai assaggiato. Come vedete sono un grandissimo esperto nell'aprire il pesce. E qua invece voglio provare l'olio al limone. Assaggiamo anche questo al limone. Questo è un altro locale certificato generazione no stop. Grazie. Grazie a voi. Alla prossima, complimenti. Buona serata, alla prossima.